Amici bellini, visto che alcune cose che mi vengono in mente molto spesso anticipano quelle che poi succedono in scala più, non dico nazionale, ma in realtà sì, ho recuperato il video del genere. Cominciamo! No, voglio essere veloce perché così magari a volte i video più brevi possono portare un concetto a più persone. Benvenuto Cardian o Xardian 7, bentornati a tutta la community, nuovi che si iscrivono. Vediamo quanto riesco a farlo breve sto video. Il tema è sempre quello, ecco perché a volte faccio la cosa, poi già faccio un altro video uguale. Però ne approfitto perché nella trasmissione su Canale 8, ne parliamo lunedì, dove c'è Paolo Del Genio, ci sono alcuni esterni, chiamiamoli external, nel senso Bucciantini per esempio, Ugolini, conoscono le cose del Napoli ma vengono da fuori. Poi ci sta chi all'interno, Antonio Giordano, insomma Monterville, le conoscono più dall'interno. Quando Paolo Del Genio, che era in collegamento video, si parlava di tutte le situazioni arbitrali e introduce una parola che fa scattare sempre la pelle d'oca a molti addetti ai lavori, la malafede, e lì si rizelano tutti, no, non si può parlare di malafede, e vanno sempre in autodifesa, si chiudono, dicono no, nessuna malafede, sbagliano con tutti e così. Io sono anche d'accordo nella giornata specifica perché il video di ieri mio parla chiaro, parliamo di un errore pro Monza e contro la Roma, sottolineiamo anche gli errori anti-Juventus oltre a quelli pro Juventus. E vabbè, però in generale, primo, non dimentichiamoci la storia di quello che è uscito fuori proprio agli atti, di una situazione generale dove le squadre più potenti in maniera quasi organica vengono un pochino più rispettate, o almeno le situazioni vanno più sotto ai riflettori. E due, Paolo ci teneva a spiegare che lui parla di malafede se non vogliono introdurre il challenge. E qua sul challenge io faccio questo video brevissimo proprio per implementare questo discorso e dirlo chiaro, quello che è il mio concetto sul challenge. Io non credo che il challenge possa risolvere tutto, però potrebbe aiutare nella situazione delle simulazioni, cioè nella mia idea. Prima di tutto il VAR non è che lo spegni e lo usi solamente col challenge, il challenge ti costringe nelle situazioni dove il VAR magari non ha visto, dove qualcosa di clamoroso è stato passa in cavalleria. E aggiungo, se la facciamo passare come cosa culturale, noi potremmo in teoria abbassare il livello delle simulazioni, perché alle volte perché simulano? Perché accentuano i giocatori proprio per costringere il VAR a controllare. Se invece tu hai la possibilità di mandare l'arbitro al VAR per forza, da regolamento, c'hai 1, 2, 3 possibilità e poi basta, tu non devi simulare più. Pensate che cosa bellissima, tu gioca a pallone, non devi accentuare, non devi simulare, non devi fare vedere che hai preso la palla in faccia qua piuttosto che da un'altra parte, puoi mandare l'arbitro a vedere, se il contatto c'è non ti deve spezzare la gamba, ma può essere un contatto falloso. Ecco la mia cosa. Per lasciarlo brevissimo, mi diverto, visto che ho letto che Tutto Sport, ma come, adesso lo squalificate anche con Seisao, ci tengo tantissimo. Il precedente c'è, perché quando mai adesso, perché hanno detto che l'arbitro ha sbagliato. Poi è discutibile questa cosa, ma se l'arbitro ha sbagliato, com'è che l'ho squalificato? Vi porto due precedenti. Uno, Sanchez, e questa è l'unica immagine che ho trovato, di più chiare non ce ne sono. Era un Sampdoria Inter che finisce 1-3. Indovinate chi era l'allenatore? Era Antonio Conte. Sanchez segna e poi nel secondo tempo si fa il tuffettino. Era già stato ammonito, viene ammonito ed espulso. Riceve la multa e quindi viene confermata, anche se, ma qua c'è la simulazione, quindi niente da fare. Quindi il precedente che loro dicono, no, quando mai è successo che uno che era già ammonito viene ammonito e quindi espulso per simulazione? È successo. Ci furono anche dichiarazioni, dico, alla canonica giornata di squalifica si andrà a sommare la multa di 2000 euro, perché da regolamento chi simula multa 2000 euro. Una decisione severa che è stata subito criticata dal tecnico nerazzurro Antonio Conte. Non ha cercato la simulazione, falso. Questo è giusto sottolinearlo. Si è subito rialzato senza chiedere rigore. Non significa niente, perché quando ti rendi conto che ti sei buttato e non c'è stato contatto, tu puoi dire non ho chiesto niente, sono solo caduto così.
l'hai cercata, e quindi va difeso perché non ha cercato di truffare nessuno, ha dichiarato Antonio Conte. No, ma c'è un altro episodio che non si stanno ricordando nessuno, che è questo qua, e io lo ricordo troppo bene perché già facevo le reaction. Milik era un Napoli-Lecce che finì 2-3 2020. Gattuso in panchina, Milik viene agganciato, qua lui ha spostato il pallone, viene agganciato sulla caviglia, cade, Giua, ve lo ricordate? Giua, grande, subito cartellino proprio fortissimo, abolizione, vattene, proprio così. Fu accertato che non era, fu anche punito Giua. La partita era questa qua, poi segnò Callecon in rovesciata all'ultimo, ma loro fecero dei gol pazzeschi, lasciamo perdere. Vedete se vi ricordate, ha fatto discutere molto la mancata assegnazione del rigore su Milik per fallo di Donati. È evidente che il difensore allunghi la gamba, ma le reazioni dei calciatori avrebbero potuto farla sembrare una simulazione. Questo ha dato ulteriori certezze all'arbitro Giua, che ha deciso di non voler consultare il VAR. E riguardando la mia reaction, io non mi spiego perché lui ha parlato 3 ore col VAR senza andare al monitor. Andiamo a vedere. Questo sarebbe il motivo per cui verrà tenuto a riposo. Quindi Giua fermato, tenuto a riposo. Poi loro cercano sempre di dire no, non è vero, non è una punizione, lo spostiamo dove più ci serve. Balle. Ma poi successe questo. Nonostante le immagini avessero evidenziato il contatto all'interno dell'area di rigore, in quella circostanza Milik venne ammonito dall'arbitro Giua per simulazione e ora è arrivata anche la beffa. Al polacco infatti è stata inflitta una multa di 2000 euro, come a Sanchez e come avverrà a Conceição, per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria. Questa è una delle cose che a me piace di più, se la memoria scatta e mi ricordo un episodio che poi posso andare a ricontrollare perché grazie a Dio internet esiste. Questa è la cosa che mi piace di più, che poi alcune cose vanno nel dimenticato. Io per cercare Sanchez ho dovuto aprire 40 video di highlights perché poi spariscono le cose, per fare cronaca e per evitare tutto. Non è malafede, è racconto della storia dei fatti. Può capitare anche ad altre squadre, non capita per forza sempre alle stesse. Noi tifosi spesso ci sentiamo vittime uniche. Siamo solo col Napoli se la prendono. Non è vero, se la prendono anche con altre squadre. Questo è importante sottolinearlo perché altrimenti facciamo la guerra dei poveri. E invece, perché non proviamo ad alzarlo il livello? Abbiamo aggiunto il VAR, qualcosa si è aggiustato. Se aggiungiamo il challenge, vuoi vedere, è un auspicio, non sono sicuro, ma vuoi vedere che possiamo abbassare il livello delle simulazioni? Sarebbe una vittoria mia personale, proprio che fa scattare i like da parte della community. Possiamo arrivare a 700 perché ho tenuto il video molto breve. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, devo andare a fare una live. Chi è iscritto al canale Telegram in basso in descrizione lo saprà perché lancerò il link. Forza, state forti, state tranquilli e lasciate là perché siamo sul pezzo e altre cose stanno uscendo. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla live ieri, la live tecnica. Sto ricevendo molte adesioni e mi fa piacere. D'altra parte vedo un clima sereno e mi fa piacere.